L'appuntamento è alle 11 dalla stazione di Santa Lucia a Venezia. Il movimento 9 dicembre è pronto a dirigersi in marcia verso Palazzo Balbi con un obiettivo chiaro: incontrare il presidente del Veneto Luca Zaia. Un appuntamento a cui il movimento arriva diviso. I veneziani, che da settimane presidiano Piazzetta Pellicani e Mestre, non ci saranno. Quelli che praticamente faranno la manifestazione del 9 gennaio sono gli stessi che avevano indetto la manifestazione a Roma del 18. Noi già al tempo abbiamo preso le distanze e le prendiamo anche questa volta le distanze da questo movimento. Da Mestre no, da Portogruaro sì. Insieme agli altri coordinatori di Padova, di Treviso, di Vicenza, di Belluno, tutti quanti assieme andremo di fronte a manifestare al Palazzo della Regione di Venezia. I manifestanti contano di essere 500 in arrivo da Padova, Treviso, Vicenza, Belluno. Un'affluenza su cui peseranno le divisioni che si stanno consumando in questi giorni, sui metodi più che sugli obiettivi che restano comuni. Da Portogruaro un raboscello d'ulivo agli altri presidi. Stiamo cercando praticamente di riorganizzarci e di riunire tutti quanti i presidi più possibili per far sentire la nostra voce direttamente al governo. Intanto per giovedì 16 gennaio il Movimento 9 dicembre di Venezia organizza un incontro pubblico alle 21 per discutere la cosiddetta fase 2, ovvero le strategie d'azione una volta scaduto l'ultimatum al governo fissato per martedì 21 gennaio.